Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Ed eccoci qui tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con la puntata numero 17 di Crossroads. E prima di iniziare vorrei ringraziare, dato che ci aveva scritto sul fine puntata e non sono riuscito a leggerlo, il nostro ascoltatore Robby da Brescia, che la settimana scorsa ci ha scritto: buongiorno, sono Robby da Brescia e personalmente il rock dopo il 1975 perde la magia, ma tu spiegando cosa ci proponi diventa davvero interessante, bravo. Allora Robby, grazie mille, sono davvero contento che diciamo il modo in cui poi vado a spiegare le canzoni che vengono proposte ti piaccia, che i brani ti siano piaciuti, e grazie mille per i complimenti, gentilissimo. Continua a seguirci, che da qui alle prossime puntate avremo un sacco di nuove altre proposte incredibili. Ma ora non perdiamo tempo e chiedo subito alla regia di mandare la prima canzone dei Sungazer, ovvero Hot Saturn.
Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzone dei Sungazer, ovvero Hot Saturn, un pezzo veramente fusion all'ennesima potenza. Se proprio bisogna trovare una definizione di fusion nella musica, è questo pezzo, perché unisce un sacco di elementi incredibili, dal jazz al rock psichedelico, il metal, la musica elettronica, l'8 bit, gli 8 bit, le famose colonne sonore 8 bit che c'erano nei videogiochi tra gli anni 80 e 90 e anche un po' inizio dei 2000, con cui poi quelli che sono diciamo nati negli anni 90 come me sicuramente ricorderanno per un sacco di videogiochi che si giocava sia sul Game Boy che sulle varie piattaforme della Nintendo. E appunto non poteva che venire comunque da dei ragazzi giovani e che vengono un po' escono fuori dal web, quindi c'è la mente dietro questo progetto Sungazer è il bassista Adam Neely, che oltre ad essere un grandissimo musicista è anche uno youtuber, quindi un content creator che appunto mixa perfettamente quelle che sono le sue passioni, ovvero la musica, appunto, quindi rispetto diciamo a quelli di generazioni passate dove c'era maggiore attenzione magari sul classismo, ogni genere musicale aveva la sua corrente, la sua sottocultura, quindi magari un metallaro non metteva parti jazz nelle sue canzoni, e sia mai un jazzista poteva avvicinarsi al metal. Questo ragazzo ha unito tutte quelle che sono le sue passioni, quindi la musica jazz, la fusion, il metal e appunto anche la passione per la musica elettronica nei videogiochi, che ha poi sapientemente mescolato per creare questo suo stile molto personale, lo stile molto personale di questa band che diciamo esce molto dai canoni che sono i classici appunto del jazz. E secondo me questo qui è un perfetto esempio di quello che rappresenta oggi che deve rappresentare oggi la creatività musicale, cioè non fermarsi a un solo genere, a una propria nicchia, a una propria sottocultura, ma se si hanno diverse passioni, comunque non avere paura di mescolarle tutte insieme, di creare qualcosa che può essere poi veramente, veramente figo, perché questi ragazzi hanno dimostrato di riuscire a fare qualcosa che poi diventa particolarmente unico e originale, e che anche, diciamo, magari iniziare dal web, avere poi i propri mezzi, appunto, iniziando come hanno fatto loro, pubblicando su YouTube, ti permette di avere anche quella magari libertà e quella spensieratezza iniziale di poter fare le cose a modo proprio, di non dover sentire la pressione magari di un'etichetta o di una casa discografica che ti può spingere a fare di qualcosa di più consono, di più convenzionale, ecco. E appunto così ha permesso anche di unire dei mondi che sembrano veramente totalmente inconciliabili l'uno con l'altro, e di creare qualcosa di unico, e che secondo me è anche il bello che c'è in questa generazione, perché se il web da una parte magari ha ridotto la soglia dell'attenzione con applicazioni come TikTok o i reel di Instagram, comunque ti permette di avere una maggiore libertà che magari dei giovani esordienti non avevano quando hanno iniziato loro, cioè in un mondo dove internet magari ancora non c'era o era poco diffuso e non si utilizzava per fare musica sul serio, magari si metteva qualche pezzo che si suonava suonando, non so, il clarinetto, il violino, cose del genere.
Adesso un artista può veramente far vedere quanto vale attraverso anche internet, senza dover per forza passare dalle vie canoniche, appunto, delle case discografica, grande produzione. Quella è una cosa che si può fare con calma, far vedere di avere estro, creatività e talento, e poi di poter andare avanti e di creare la propria musica. Parlando anche velocemente del brano in questione, appunto, questo qui è un brano che unisce appunto elementi dal jazz fusion al metal e alla musica elettronica, appunto in particolare gli 8 bit, e nell'intento dell'autore c'era quello di creare un sound che creasse un vero e proprio flusso sonoro, quasi un invito a lasciare andare la mente verso un'orbita che lo portasse lontano da quello che è il mondo reale, attraverso la propria immaginazione, dove il sound, che può sembrare inizialmente caotico, si unisce e ti porta diciamo in un mondo tutto suo, che ti permette di viaggiare con l'immaginazione. Appunto, riferimento anche allo spazio, appunto, con riferimento al pianeta di Saturno, si va a riferire anche in quello, cioè di un viaggio mentale che ti riesce a portare ai confini dell'universo, che è poi la nostra immaginazione. Quindi questo secondo me è una grande dimostrazione di come quando si ha libertà creativa si può creare qualcosa di veramente figo, di non lasciarsi limitare da quelli che sono dei confini che molte volte mentali, che ci creiamo noi stessi, e di lasciare spazio alla fantasia e alla libertà per dimostrare per far vedere che si può creare qualcosa di incredibile. Se questo brano vi è piaciuto e volete sentirli dal vivo, sono in tempo a ricordarvi che suoneranno a Milano questo 5 novembre. Suoneranno al Blue Note, che ovviamente non è che non ci hanno pagato ovviamente una pubblicità, però se vi sono piaciuti e vi va di sentirli dal vivo, saranno appunto qui a Milano il 5 di novembre. E adesso chiedo alla regia invece di andare con la seconda canzone, Captivating, dei Baba Jenkins. Oh no, lady, let me talk to you real quick, yeah. Got a lot of things on my mind, baby. Well, yeah, you know, I seen you from a mile away. Matter of fact, I heard you, baby, you know. And yeah.
Ed eccoci tornati con questa sferzata di blues con Captivating dei Baba Jenkins. Ecco, un pezzo invece che rispetto a quello di prima, diciamo, rientra in canoni più tradizionali, appunto, di un heavy blues molto molto strong, con soli di chitarra molto, che riprende anche molto uno stile più classico, che però ho voluto inserire perché appunto per la forma, innanzitutto per la derivazione di questa band, che è formata da appunto da tutti ragazzi che diciamo hanno un background fortemente blues. E dall'altra parte, ecco, c'è un'enorme passione per la musica. Appunto, questa qui è una band si, che ha creato diciamo che si è formata, si è creata per un grande amore che si ha e passione che si ha per la musica, molto autentico e molto viscerale. E appunto il che rende questa band quasi un omaggio vivente a dei grandi del passato, appunto. Loro si ispirano moltissimo a Jimi Hendrix, si ispirano moltissimo ai Led Zeppelin e soprattutto uno dei più grandi bluesmen mai esistiti, ovvero Muddy Waters. E appunto tutto questo poi si va a, come dire, va a impattare su quello che è diciamo il loro sound, un sound molto molto impregnato di radici blues, che ha comunque anche delle sfumature poi sull'hard rock ovviamente, ma su altri generi anche come il funky, che però continua ad essere un grandissimo omaggio appunto a questi grandi del passato, ed è una cosa che comunque non, per quanto a tanti magari può dar fastidio, può far sembrare qualcosa di magari di finto per attirare un pubblico. Io non credo che sia sempre così. Cioè, vedo in questa band un'autentica ammirazione per idoli del passato e un sincero tentativo di rendergli omaggio attraverso un sound che può ricordare il loro, ma che secondo me è un puro e genuino ringraziamento per i grandi della musica che hanno fatto che hanno settato i canoni di un genere, ecco. E secondo me per questo se c'è un tentativo di omaggio più che di imitazione che si porta avanti con un sentimento di genuino voglia di ringraziare qualcuno che prima di noi ha fatto qualcosa di incredibile, di straordinario per la musica, non ci vedo poi nulla di male. Non sarà magari la cosa più innovativa, più nuova che si potrà sentire, però c'è comunque un sentimento di genuinità che riesco a sentire quando ascolto musica del genere, appunto. Un blues molto classico, molto canonico, molto heavy nel suo essere suonato in, come dire, in maniera più moderna, magari rispetto a come veniva fatto diciamo nell'epoca d'oro del blues, anche perché comunque viviamo in un mondo che permette di avere attrezzature e modi di registrare decisamente più tecnologici rispetto al passato. Però ad esempio loro continuano a registrare in analogico, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, perché secondo me può avere con il digitale magari riesci come dire, a togliere tutte quelle imperfezioni e quei difetti che puoi trovare in una canzone. Invece con l'analogico magari rimarranno
quegli errori, quelle piccole imperfezioni che però secondo me danno carattere alla canzone che stai ascoltando. Non risulta finta, non risulta qualcosa che è troppo perfetto. Poi magari vai a vedere quelle band suonano in maniera fantastica quando li ascolti su Spotify o su disco, perché con il digitale riesci ad eliminare le imperfezioni, puoi tagliare, rifare. Invece qui è più con l'analogico in più, vai, suona, si suona tutti insieme, si registra e molte volte come va e non difficilmente poi si ripete, soprattutto per una band che ha dei buoni numeri su Spotify, ma non così enormi da permettersi di poter ripetere un brano più di troppe volte quando lo si va a registrare. Secondo me appunto invece questo modo analogico gli continua a dare quel fascino, innanzitutto un po' vintage che diciamo che poi va comunque a piacere a tanti, quel sentire un qualcosa di più retro, ecco, da questo punto di vista. E poi ovviamente il fascino di sentire qualcosa che lo senti vero e reale. Poi di solito queste band che ancora continuano a registrare in analogico, secondo me poi dal live sono quelle che rendono decisamente meglio, perché comunque c'è un continuo suonare per portare, innanzitutto per allenarsi e per essere perfetti, poi cercare di essere perfetti quando si va in studio di registrazione, perché appunto lo devi prendere molte volte, una registrazione via, un take e via, e si va avanti. E questo secondo me fa in modo che la canzone appunto risulti molto molto più autentica e che poi dal vivo queste band risultino delle vere e proprie macchine da guerra, perché sul palco poi sono veramente qualcosa di sensazionale da sentire. Parlando giusto 2 minuti prima di andare con la pausa del testo e del suo significato, appunto come suggerisce il titolo, captivating è riferimento a quel tipo di relazione, di rapporto amoroso dove vieni preso da una persona talmente tanto, talmente in una maniera quasi magnetica da risultare totalmente perso poi quando ti innamori di una persona. E questo racconta soprattutto quello che può essere, diciamo, il colpo di fulmine che ti prende e ti fa sentire veramente stordito o perdere, diciamo, lucidità. Ecco, appunto, quindi c'è un tentativo di parlare di quell'amore travolgente che ti prende totalmente, ti cattura appunto talmente tanto da quasi far perdere se stessi. E comunque viene suonato anche molto bene il sound, comunque, nonostante sia un omaggio ai più grandi, nonostante non sia nulla di troppo innovativo, risulta comunque molto fresco, suonato molto bene e diciamo e va a prendere appunto quei canoni del miglior heavy blues che appunto hanno portato in auge band come i Led Zeppelin o appunto come Jimi Hendrix, soprattutto con il primo album che fece uscire con gli Experience. E appunto ora questo è sicuramente un brano che può piacere molto a chi, diciamo, è già appassionato di blues, a chi è un appassionato sia degli Zeppelin che di Jimi Hendrix. E ora chiedo alla regia di mandare la pausa e ci sentiamo tra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Pensa a respirare. Ora abbandonati.
luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ed eccoci tornati dopo questa breve pausa, ascoltatori di Radio Libertà. Chiederei subito alla regia di non perdere ulteriore tempo e di andare con la terza canzone, ovvero Alone di Jackie Venson. And I am doing fine without him. Found my peace of mind without him. But I need to heal my heart. If I want a new start, myself I need to find. I want to take the time. I know that I should not rush. Love comes when you do not push. I know that I should not rush. I need to be alone. Never doubted myself before him.
but I surrendered myself to it. Now I recognize that I need to love myself. I need to find. I wanna take the time. I know that I should not rush. Love goes when you do not rush. I know that I should not rush. I need to be alone. And if I find a new man, I'll ask him what he'll do for me. Will he have come my life? What I had been missing. And if I find a new man, I'll tell him he can't change me, no. 'Cause I know that I am enough. I am all that I need. I need to be alone. I need to be I need to be Ed eccoci qui, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questa incredibile polistrumentista texana che ha cucinato veramente un pezzo incredibile. Appunto, Alone, questo brano che mischia sapientemente appunto parti più soul ad elementi blues, che crea veramente un sound unico e super originale. Appunto, secondo me il vero punto di forza di questo pezzo è l'abilità che riesce quest'artista nel riuscire a fondere degli elementi di musiche abbastanza diverse come il soul e il blues con una grande naturalezza e con facendolo tutto in maniera molto molto organica. Appunto, oltre al fatto di essere comunque un album che fa vedere appunto tutte le capacità di questa ragazza che si è appunto autoprodotta, ha scritto poi lei oltre il testo, ha scritto lei le musiche, le melodie, e comunque si vede che appunto è un talento veramente straordinario. Appunto, questo è un brano che parla appunto della fine di una storia. Appunto, l'alone viene riferito appunto al sentimento che ha una persona quando viene lasciata, e che appunto ha quel sentimento quasi di vuoto, di una mancanza appunto quando finisce una storia. E invece questo brano cerca molto introspettivo, cerca di fare un po' un cambio di paradigma in quello che è quello che deve essere il sentimento positivo con cui affrontare appunto una rottura, la fine di una storia. Appunto la solitudine non come uno stadio fisico, ma come mentale e quasi
spirituale anche, comunque quasi molto interiore, dove la nostalgia di quello che è stato si trasforma in il risultato, il frutto di una crescita personale, dove i sentimenti dalle emozioni negative, qualcosa di decisamente più positivo, che appunto permette di affrontare nella maniera migliore la fine appunto di un rapporto e di una storia. Oltre a questo brano, lei consiglio veramente tutto l'album per intero, perché è davvero qualcosa di incredibile, e anche la sua discografia merita veramente di essere ascoltata approfonditamente, perché è una musica davvero di grandissima qualità. E adesso chiedo alla regia di andare con la quarta canzone, la canzone Raid Bones del collettivo Mad Villain, appunto di MF Doom e del produttore Madib. Ci dicono che abbiamo un leggero ritardo con la regia, comunque diciamo questo è un brano che andremo a sentire un po', come dire, una demo uscita nell'ultimo anno, appunto per ricordare i 20 anni dell'uscita di quest'album, un punto del materiale inedito, per ricordare appunto soprattutto la figura di MF Doom, che è venuta a mancare 5 anni fa, e che è uno diciamo dei capisaldi dell'hip hop, appunto dell'hip hop underground soprattutto, che è quindi un grandissimo commemorazione a questo grande artista. Se ora ci siamo, che chiedo alla regia di mandare la canzone, sempre Rainbows dei Mad Villain. Freshwater trout, out of water, you got somebody telling yo, let's do the time. Back, nigga, who knows who is watching? Streets watching. Oh, they don't know. They don't know nothing as much. They know that what he drinks, drain on. That what she wins, rainbow. So you could get me off the hook, couldn't you? I mean, like you could explain to the boss, just tell them everything. Answer me! Save me! Twice in your bed. Coming home, son. Use up, slice in your head. See that bitch used up, tights in your breast. It pays a harem. It said he was expendable. That harem is no witnesses. Harem. It said he was expendable. That harem is no witnesses. You know, just to watch out. Watch back, kid. You know, is watching. Supposed to go. Oh, they don't know nothing as much as she thinks they know. That what he drinks, they know. Right, but she wins. Psycho. Even shot Slick. The Slippers want to get your old man in. Look, it was them. I didn't do a thing. Now you know that. You do know that. Not do a thing.
Eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo omaggio a uno dei grandi appunto dell'hip hop americano, ovvero MF Doom. Diciamo un brano, questo inedito, uscito diciamo per ricordare il ventennale dell'uscita dell'album appunto Mad Villainy, che è un po', come dire, portato più che altro per far una retrospettiva su quella che è stata la carriera appunto di uno dei più grandi dell'underground dell'hip hop, soprattutto dell'area di New York. E secondo me questo brano e questa in generale, ma è un po' tutta la discografia di MF Doom, sono un grandissimo esempio su quello che può essere come dire, una visione diversa di quello che si ha del rap e dell'hip hop. Diciamo, se in quegli anni l'immaginario collettivo vedeva il rapper come un misto tra un teppista e un delinquente di strada, MF Doom invece ribaltava questo archetipo, appunto, perché lui era innanzitutto una persona comunque che aveva una grande cultura musicale, che metteva in tutti i suoi brani con citazioni a quello che era il mondo del cinema, appunto dei fumetti e di una cultura pop in generale. Appunto il suo stesso nome, MF Doom, è un omaggio al personaggio dei Fantastici 4 e di vari altri come dire, fumetti della Marvel, appunto del Dottor Destino. Nel contempo aveva comunque una grande cultura musicale, perché fondeva, diciamo, quello che erano nelle sue tracce elementi sia anche di jazz, ma anche di vari altri canoni della musica afroamericana. E appunto soprattutto quello che lo rendeva decisamente diverso dagli altri erano le tematiche che portava nei suoi brani, appunto, dove i problemi reali che poteva avere lui e che poteva avere la sua comunità venivano raccontati in maniera decisamente diversa da quello che facevano gli altri rapper, che erano magari più incentrati a raccontare quella che era la vita di strada, appunto 50 Cent, The Game, tutto quel filone del gangsta rap che appunto era, diciamo, quello che andava di più in quegli anni, e per un certo verso è stato anche un anticipatore di diverse tendenze. Diciamo che poi riprendere magari diversi stili oppure mettere riferimenti alla cultura pop diventerà poi un canone dell'hip hop che seguirà più sull'inizio degli anni 10, magari riprendere diciamo dei vecchi classici o dei vecchi stili musicali per creare le proprie basi. Sarà qualcosa che farà Kanye West, diciamo un modo diverso di raccontare i problemi di una comunità, come farà invece Kendrick Lamar. E appunto secondo me il bello di MF Doom era questo suo giocare molto con metafore e doppi sensi legati anche a quelle che era la cultura pop americana, appunto. Più di tutti erano gli elementi, appunto, del mondo dei supereroi, soprattutto della Marvel, che erano una delle sue più grandi ispirazioni, ma anche da quello di prendere dal mondo del cinema anche e dalla cultura pop in generale, che comunque è sempre stata un po' una prerogativa della zona di New York, dove appunto uno dei collettivi più famosi era appunto il Wu-Tang Clan, che era appunto, citava i film di karate. Invece lui prendeva molto di più come esempio appunto il mondo dei supereroi e della cultura pop, e secondo me è un ottimo modo
MF Doom, per quanto i suoi brani siano magari possano sembrare all'apparenza semplici, sono in realtà un po' più complessi, però secondo me risulta un ottimo modo per iniziare ad ascoltare hip hop in un'altra prospettiva, cioè non più solamente la musica che viene ascoltata solamente in determinati ambiti, ma un modo appunto per poterla ascoltare anche per chi è magari più appassionato di cultura pop o non appartiene a quel mondo in generale. Secondo me lui è molto può essere un buon inizio per poter ascoltare quel genere di musica che poi molte volte anche qui in Italia noi etichettiamo come diciamo musica per ragazzi magari che vengono dalle periferie, che abbiano come dire problemi magari con la giustizia o altro. No? Secondo me l'hip hop può essere anche culturalmente alto e fare delle e può produrre quando hai artisti del genere comunque qualcosa di molto molto diverso da quelli che sono i canoni classici. E sempre per quanto riguarda l'hip hop andiamo con l'ultimo brano di oggi. Passiamo dal nord degli Stati Uniti, dallo stato di New York, e voliamo ad Atlanta con appunto André, ex membro degli Outkast, con il suo ultimo brano uscito, se non erro, verso la fine dell'anno scorso, I Spend All Day Waiting for the Night. I spend all day waiting for the night. Ed eccoci qui tornati con un brano Crossroads un po' più breve rispetto agli altri, che però diciamo mi serviva per poter parlare anche di questa figura importantissima sempre della storia dell'hip hop e non solo della musica statunitense. Qui appunto stiamo appunto parlando di André, del gruppo degli Outkast, che è diciamo uno dei caposaldi insieme al suo compagno di duo Big Boy per appunto per la nascita dell'hip hop e del rap di Atlanta, che poi diciamo avrà tra i suoi numerosi artisti diciamo di punta, che grandissimi della scena, come Gucci Mane, come appunto i Migos e come 21 Savage. Però diciamo quello che soprattutto lui, perché diciamo era lui la mente più creativa del gruppo, è riuscito a fare, e lo dimostra anche in questo album, dove per un 20 minuti buoni, anche di più, suona quasi solamente il pianoforte. Diciamo poi è stato un elemento distintivo che si è sentito molto negli Outkast, cioè l'utilizzo soprattutto delle tastiere, che hanno
che davano quell'unicità in più in quello che era un mondo, diciamo, dove alla cura dei beat si dava ancora poca importanza rispetto a quello che lo si dà oggi. Lui è stato un innovatore in tutto questo, e appunto quello che ha fatto questo artista incredibile, secondo me, è elevare quella che è la figura del rapper, perché appunto gli Outkast hanno iniziato a pubblicare, sono diventati famosi appunto tra la seconda metà degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, appunto soprattutto poi con la pubblicazione di un album come Stan Konya, che li ha resi famosi in tutto il mondo. E diciamo in quel periodo di tempo quelli che erano i rapper più importanti della scena erano appunto ancora quelli della prima ondata del gangsta rap, quindi ancora si parla di Tupac, di Biggie, di Snoop Dogg, appunto erano già passati, si erano già sciolti da un po', però c'erano appunto anche gruppi precedenti che avevano fatto la storia, come gli NWA. Però secondo me dopo Tupac gli Outkast sono quelli che hanno avuto il merito di elevare a livello artistico il mondo dell'hip hop, perché veramente con gli Outkast si è arrivati a quel livello di cultura musicale che non c'era mai stata prima, perché si va veramente a prendere creare una fusione di tantissimi generi, appunto dal jazz al gospel, in tanti casi all'R&B, anche il rock. Sono stati, diciamo, tra i primi anche a fondere insieme un po' tutti questi generi e a creare un sound davvero unico, e a portare avanti al contempo anche quelle che erano la tematica appunto dei problemi che c'erano per la comunità afroamericana in quegli anni, però portandoli da un altro punto di vista. Cioè, se fino a quel punto lo era un hip hop molto rabbioso, dove gli artisti se la prendevano molto e ce l'avevano con le istituzioni che ignoravano i problemi della comunità afroamericana, con gli Outkast si è arrivati a una critica di questo sistema, però in una maniera molto più velata e attraverso anche delle canzoni che potessero sembrare come dire molto più accessibili un po' per chiunque. E questo che ha fatto, secondo me, in modo di aiutare poi il successivo sviluppo della musica hip hop come un fenomeno globale. Ora in tanti paesi del mondo l'hip hop è il genere più ascoltato, e lo è qui in Italia, lo è certamente negli Stati Uniti, dove appunto i rapper e gli artisti hip hop sono tra quelli più che hanno un seguito maggiore. E poi secondo me è degno di nota ricordare anche l'evoluzione artistica che hanno sempre cercato di trovare da un album a un altro, non accontentarsi mai di un lavoro semplice, già fatto così, da impacchettare, da mettere sul mercato, fatto solamente per vendere, ma avere il coraggio magari di pubblicare dei doppi album, appunto come nel caso di Speakerbox e The Love Below, che è un album che contiene 40 canzoni e dura oltre 2 ore e mezza, e appunto dove fanno vedere tutta la loro creatività e il loro voglia di esprimersi a livello musicale, di far vedere di essere degli artisti a tutto tono e non solo come dire, non solamente un rapper e basta. E secondo me per questo diciamo mi sono preso questi 2 brani per fare un po' una retrospettiva su quello che è il mondo dell'hip hop, per spiegare perché secondo me questo è un genere che non va limitato solamente a quello che può sembrare una cultura di strada e poco accessibile per tutti, ma che
nel giusto contesto e con i giusti artisti può essere qualcosa che può essere veramente ascoltato da chiunque e dove si può vedere il lato artistico e creativo dietro questo genere. Ovviamente vi ricordo che dato che siamo arrivati in chiusura, come ogni giovedì, seguirci ogni giovedì dalle 3:30 alle 4:30, il lunedì con i Barbari Eleganti. Io vi saluto, vi do un appuntamento alla prossima settimana, perché qui su Radio Libertà la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads,